Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione locale di Radio Adige Verona Network, speciale coronavirus. Rigide misure per il contenimento del virus sono state applicate in Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria e Friuli-Venezia Giulia. L'ordinanza per il Veneto, firmata ieri sera dal ministro Speranza e dal presidente Zaia, ordina la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o privato, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa e discoteche e locali notturni. Era già nota la chiusura delle scuole e delle università fino a fine mese, stop anche ai musei e prescritta la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale via terra, aria e acqua. E si fanno concrete anche le conseguenze sull'economia. Nella giornata di oggi chiusa la borsa merci della Camera di Commercio di Verona e il presidente di Confartigianato Imprese Verona, Roberto Iraci Sareri, insieme a Confartigianato Veneto ha chiesto l'attivazione di un tavolo di crisi economica a livello nazionale. AGSM intanto ha potenziato i servizi online e telefonici per gli utenti al fine di agevolare le operazioni da casa senza la necessità di recarsi allo sportello. E si aggiorna il numero dei contagiati. In totale in Italia è ormai oltre i 150. Sono state prese misure drastiche nei paesi lombardi e veneti con più casi. In Veneto rimane a 25 il numero dei contagi certificati, ma il paziente zero nel Padovano non è ancora stato trovato. Nella giornata di ieri è salito a 3 il conto delle persone decedute in Italia risultate positive al coronavirus. Oltre ai primi 2 casi noti in Lombardia e in Veneto, la terza vittima è deceduta a Crema. Si tratta di una donna che era ricoverata in oncologia con una situazione molto compromessa e aveva anche il coronavirus. Questo ha fatto sapere l'assessore lombardo Giulio Gallera. E c'è fermento anche nel mondo sportivo. Dopo lo stop a tutti i campionati in Lombardia e Veneto, il presidente del CONI, Giovanni Malagò, interrogato sulle Olimpiadi di Tokyo, ha dichiarato che per ora il programma non cambia. Da chiarire invece la situazione per i mondiali di biathlon in programma il prossimo mese a Cortina. Ricordiamo infine che è attivo da ieri il numero verde della Regione Veneto 846 23 40 per informare i cittadini sul coronavirus. I tecnici della Regione precisano che le persone che temono di essere entrate in contatto con soggetti infetti ma che non hanno alcun sintomo o che presentano sintomi lievi come febbre o tosse senza difficoltà respiratoria non devono chiamare il 118 e non devono recarsi in ospedale. Devono invece rivolgersi al numero verde che in base alle notizie riferite fornirà tutte le informazioni e le eventuali istruzioni sui comportamenti da adottare. Ripetiamo il numero verde della regione 846 23 40. Con questo è tutto, arrivederci al prossimo appuntamento con l'informazione locale di Radio Adige Verona Network.